Buongiorno ragazzi e benvenuti qui su mattoscacco.com. Siamo pronti a scalare il nostro milionozzo e dopo Jerry Scout, chi vuole essere milionario? Facciamo questa, sarà corretta? Qualche dubbio ce l'ho, forse donna 4. Donna 4. Donna 4. Donna 4, cavallo C3. Ma sì, dai, facciamo quelli. Facciamo quelli. Dai, donna 4. Donna 4, C6, donna cattura. E ora non puoi più mettere il tuo cavallo su C6. Ah 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 ah. Sai che mi viene voglia di fare anche, lo dico, un arrocco lungo, un F3 e 4, F3 e 4 di prepotenza mi piace tanto. Mi piace tanto soprattutto perché devo difendere questo pedone, raga. Perché su B5 questa perdo quel pedone. Quindi farò questo. Farò questo in modo tale che la mia donna si possa anche ritirare in C3 all'occorrenza. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Ok, il momento ora si può fare questa cosa. Cavallo C3. Ok, alfiere E2. E siamo pronti per completare il nostro arrocchino. Dopodiché, boh, ci pensiamo dopo. Ci pensiamo dopo. Questa donna qui, questa mossa perché? Fammela capire perché questa avrà un suo significato. Cavallo qui ha un suo significato che però non lo capisco onestamente. Cioè sull'arrocco c'è qualche... non lo so. Vuoi giocare alfiere qui, però io gioco questa. Se gioca cavallo qui, forse vuole fare sta tipica manovra. Niente. Penso che non l'aveva vista o se l'aveva calcolata, non... Credo che non ci sia nulla di che. Adesso così cambio i pezzi, cambio anche il cavallo. Anche se è un modo di giocare un po' su questa. Sì, dai, cambiamo tutto. E visto e felici e contenti. Potrei cambiare la donna? Me la fa cambiare. Facciamo così. C'è anche questa, però questa qui secondo me è leggermente più fastidiosa. Cambiamo l'orsetto. Tac, tac. Sì, io ci cengizzo tutto. Ho scelto che cengizzerò tutto. Ok, adesso ci sono varie possibility. Ecco, questa era la peggiore che potevi farmi fare, caro Orange Mill. Ok, una svista da parte del mio avversario, ma noi un errore grave c'era stato un errore grave, ragazzi, veramente. Perché sto giocando sempre col bianco? Siamo contro un brasilero. Ragazzi, anche voi era successo che la prima volta che uscisse fuori Cristiano Ronaldo, tutti dicevano Ronaldo, vi pigliavate male perché secondo voi degli anni 80, 90 c'era un solo Ronaldo, e invece no, a quanto pare c'è anche un altro Ronaldo. C'è anche un altro Ronaldo, che forse è anche più bravo del primo Ronaldo. Poi io non seguo il calcio, però mi gasavo quando c'era Italia-Brasile, avevo FIFA 98, mamma quanto mi gasavo a giocare con il Brasile. C'era Ronaldo che era un animale,
un animale vero e proprio. Che spettacolo. Che spettacolo. Ok, tu mi fai pressure qui sopra con la tua donna. Con la tua donna io c'ho... Ah, questa no, questa è sbagliata. Questa è sbagliata. Questa è chiaramente sbagliata. Ok, intanto non ti faccio arroccare. E poi c'è questa manovra qui, però tu c'hai il fiere 7. Ok, fa niente, è sbagliata lo stesso. Secondo me è sbagliata lo stesso. Adesso c'ho torre qui, tu entri... Torre qui facciamo. Torre qui, questa qui. Questa qui. Posso farti fare anche questa. Facciamo questa, così. Torre qui, va bene. Ok. Fin qui in teoria è tutto second the plans. The plans. Second the plans. Ok. Ok, ok. Dobbiamo solo attaccare questo re al centro. Come si attacca un re al centro? Attaccando. Molto semplice. Si attacca. Donna qui. Tu con questi movimenti di donna, sai che questi movimenti di donna non mi convinci al 100%. Allora adesso possiamo farti sghettare. Tu catturi qui. Adesso però è il momento di farti sghettare, amico mio. Cavallo qui. Così se togli questo perdi qui. E se mi dai l'alfiere scuro hai praticamente perso la partita. Dico bene. Tanto lui ora si vuole prendere i miei pedoni, glieli facciamo prendere, non è un problema. Sto pensando che se si prende questo posso sacrificare. Ok, va bene. Posso andare anche di donna, perché la donna attacca contemporaneamente qui e qui. Però lui cambierebbe la donna e perderei il vantaggio. Quindi devo andare di pedone. Lui sarà contentissimo di prendersi questo. Dai, ora, come dice Andrea Stella e Gioacchino Greco, sicuramente qui ci sarà qualcosa. Ma proprio mi giocherei, dai, cioè voglio analizzare al computer e voglio vedere quanto mi dà in questa situazione. Dai, c'è troppe cose che non vanno in questa situazione. Troppe. La prima è questa. Sono troppe cose che non vanno in questa situazione. Dobbiamo fare qualcosa. Sto cercando delle idee creative. Sto cercando di diventare più creativo che posso. Più creativo, Chris, ancora più creativo. Vabbè, intanto facciamo questa con questa. Mi scazza che perdiamo un tempo. Però intanto, ok, qui va bene, figurati se io vado qui per farti il matto. Vado qui per farti il matto qui, tu giochi questa e su questa catturo. Ok, sì. Va bene, chiaramente se cattura qui prende il matto e se gioca questa abbiamo detto che catturiamo il cavallo. Forza, forza, Real Centro va catturato ragazzi, queste debolezze sulle diagonali scure, amico mio, queste si pagano a caro prezzo, carissimo prezzo. Se mette l'alfiere qua c'è uno scacco, comunque riesco a liberare la donna, c'è anche lo scacco d'alfiere. Bene, e adesso è tragica. Vediamo se posso fare il figo così. Perché se faccio così è comunque matto, tu devi mettere davanti la donna e la perdi, giusto? Catturo, metti davanti la donna ed è matto. Perché a volte succedono cose strane in queste posizioni. Mamma mia, mamma mia, mamma mia queste debolezze. Queste debolezze.
queste debulesse, veramente, definirei delle debulesse, perché poi lì in Brasile non hanno mai soldi ma hanno sempre voglia di festeggiare e le invidio veramente, bravi, bravi. Vai, vai che raggiungiamo i 1700, forza, forza. Oh, allora, se fai scorrere il tempo, amico, sei veramente... Allora, se fa scorrere il tempo, andiamo tutti a cercare RPM 69, ok. Ragazzi, basta. Vado a cena. Grazie per aver visto tutto. Un errore grave, mi piacerebbe sapere qual è. Ah, diventa Platinum col Kaiser. Dove l'ho fatto un errore grave? Giusto per sapere. Un errore grave. C'avevo un errore grave. Vorrei sapere dov'è. Vediamo se riesco a beccarlo. Ok, fin qui tutto ok. Fin qui tutto ok. Forse è questo, errore grave. No, cavallo G5 era la soluzione. Perché cavallo G5? Perché cavallo... No, infatti ha già cambiato idea. Donna H4. Alfiere G7. No, va bene. Cioè, non penso che era questo l'errore grave, onestamente. Ah, donna B4. Donna B4 subito. Donna B4 subito. Si guadagnava il pezzo. Donna B4 subito. Ecco, è stato questo qui l'errore grave. Ok, su questo, ok, donna B4, C5 e matto in. Ok, ok, va bene. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!